benvenuti a un nuovo tutorial. Come vedete oggi ho quest'asta, un manico di scopa, perché andremo a lavorare le spalle, quindi ci occorrerà procurarci, sganciare dalla nostra scopa il manico ed inizieremo subito a lavorare le spalle. Allora, intanto poso prima questa, l'appoggio a terra ed iniziamo in questo modo, sempre con le gambe leggermente piegate, in modo da non sovraccaricare mai la schiena. Iniziamo a fare delle rotazioni con le nostre spalle indietro. Inizieremo in questo modo, respirazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per poi andare avanti, 2, in questo modo stiamo sciogliendo le nostre spalle prima di andare a lavorare. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ricordiamoci che questi sono degli esercizi che occorrono proprio per la nostra postura e ovviamente sia per la nostra salute che per un aspetto estetico, quindi anche per il nostro andamento ci aiuterà a tenere le spalle ben dritte. Ricordiamoci che tutti gli esercizi che noi facciamo aiutano anche l'addome, quindi non dobbiamo andare a lavorare per forza e solo gli addominali per poter avere una parte scolpita, ma in tutti gli esercizi che faremo concentriamoci anche a tenere ben contratti i nostri addominali. Allora, adesso passiamo subito a quello che vi dicevo prima, al nostro strumento molto economico, che è un manico di scopa. Andiamo ad allargare le nostre braccia in una delle posizioni che a noi può sembrare più comoda, per poter portare dietro, quindi fin dove noi arriviamo. Se guardate bene, io arrivo qui, posso allargare le mie braccia fino al punto che desidero, che mi fa stare più comoda, sempre con le ginocchia flesse, quindi dritte. Faremo questo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20 e torno, quindi ho disteso un po' la parte posteriore delle mie spalle. Però adesso ovviamente vado ad occuparmi di un altro punto, che sono i deltoidi. Quindi a questo punto porto le braccia in avanti, guardate, in questo modo, allargo un pochino i manubri e le porto al petto. Quindi in questo modo vado a lavorare i deltoidi. Anche in questo caso la serie sarà fatta da 20 esercizi. 1, 2, 3, 4, ricordiamoci sempre la respirazione e di contrarre bene i muscoli dell'addome. Ovviamente per ogni esercizio che vado a compiere le serie saranno sempre 3. E vado giù. Per oggi è tutto, un abbraccio.